Controlli rafforzati dei carabinieri di Venezia all'insegna di un'estate blindata contro criminalità, violenza e truffe. E domani a San Zaccaria la festa per gli oltre 2 secoli di fondazione dell'Arma. Viola più volte il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato a Chioggia un italiano fermato in centro durante un controllo dagli agenti della Polizia di Stato. Lo stalker ora è in carcere. Per sfuggire ai controlli dei poliziotti si tuffa in canale anche se non sa nuotare e rischia di annegare. Lo ha salvato uno dei poliziotti di pattuglia, è successo ieri sera in campo Santa Margherita. Tolleranza zero, lo ribadisce il sindaco Venturini nel congratularsi con Guardia di Finanza e Polizia Locale all'indomani del blitz in 14 locazioni turistiche a Venezia. Dai giardini del Quirinale a Roma, il Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso 2 giugno conferma ai nostri microfoni la sua imminente visita a Venezia, all'isola di San Giorgio. Domani a San Giuliano, a Mestre, il 105 Summer Festival tra divieti anti-alcol e ordinanze comunali. Dalle 21 al parco i migliori artisti della musica italiana per un concerto completamente gratuito. Buonasera, bentrovati all'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 Nord-Est. Dunque in apertura il bilancio della festa dei Carabinieri, 212 anni di fondazione dell'Arma, con pattuglie in strada, monitoraggio del web. I Carabinieri di Venezia rafforzano i controlli in vista dell'estate in occasione appunto del loro anniversario, tracciando un bilancio dell'attività svolta in vista dei festeggiamenti di domani previsti a San Zaccaria. Proteggere significa esserci. Pattuglia a piedi, in macchine, anche nel web, insieme alle squadre specializzate dei nuclei informativi territoriali, ovvero le aliquote di informazione istituite anche a Venezia per mappare e fronteggiare i fenomeni di eversione e terrorismo nazionale e internazionale. Così i Carabinieri di Venezia, con le 38 stazioni, 2 tenenze e 5 compagnie presenti in tutta la città metropolitana, rafforzeranno i controlli nel corso di quest'estate 2026. Obiettivo: garantire una maggiore e più mirata sicurezza del territorio. In collegamento con le radiomobili che sono riuscite a dare sempre una maggiore proiezione e il tutto con un nucleo investigativo che è stato ulteriormente potenziato sia dal punto di vista della componente cyber e sia dal punto di vista della capacità di acquisizione informativa. E nel frattempo proseguono le indagini sulla rissa di Jesolo con l'identificazione degli altri partecipanti e la valutazione in prefettura dei provvedimenti quali il DACUR, cioè il DASPO urbano, nei confronti dei 3 minorenni già identificati. A questa riunione del tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sarà quella la sede dove si deciderà cosa fare. Già 12 DACUR proposti a Venezia Centro Storico insieme ai 33 ordini di allontanamento emessi nei confronti di altrettante persone autrici di aggressioni e risse. Oltre 20 kg di droga sequestrati tra cocaina e hashish tra Venezia e Terraferma, con 15 misure cautelari nei confronti di italiani e albanesi dediti allo spaccio. Smantellata inoltre la rete criminale collegata alla faida tra cittadini tunisini che per contendersi le aree di spaccio seminava il panico in città a colpi di macete e ascia. Ma siamo intervenuti prontamente, noi e la Polizia di Stato, con anche qui un coordinamento molto attento, molto preciso della Procura. Infine l'attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, con l'arresto o il fermo a Mestre, Venezia e Burano dei truffatori, tutti provenienti da trasferte dalla Campania. Un reato terribile, un reato veramente brutto, però c'è da dire che la risposta è sempre maggiore. Questo anche perché tutte le campagne di sensibilizzazione che abbiamo fatto presso i centri di aggregazione, soprattutto degli anziani, ma anche l'attività fatta con voi, con gli organi di informazione, ha portato una coscienza sempre maggiore, una conoscenza maggiore del problema. Ha violato più volte il divieto di avvicinamento all'ex compagna, il divieto di dimora nel comune di Chioggia. Per questo la polizia ha arrestato un italiano già noto alle forze dell'ordine. Durante un controllo del territorio gli agenti lo hanno individuato mentre si aggirava per il centro cittadino, quindi l'hanno portato negli uffici della polizia dove gli sono state notificate le 2 ordinanze di aggravamento a seguito delle ripetute violazioni delle misure già attive. L'uomo è stato portato al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Ancora cronaca, un 18enne indagato per revenge porn dopo aver diffuso le immagini intime dell'ex fidanzata minorenne.
Un 18enne della zona del Milanese è al centro di un'indagine per un presunto caso di revenge porn. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe condiviso materiale intimo dell'ex fidanzata minorenne senza consenso, diffondendolo attraverso chat e gruppi di messaggistica. La vicenda sarebbe emersa dopo la segnalazione di alcune persone coinvolte che hanno poi portato alla denuncia e all'avvio delle indagini da parte delle autorità competenti. La polizia postale sta ricostruendo la catena delle condivisioni e acquisendo i dispositivi utilizzati. Il caso rientra nella normativa su revenge porn introdotta in Italia con l'articolo 612 ter del Codice Penale, che punisce severamente la diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Le indagini sono in corso e la posizione del 18enne è al vaglio degli inquirenti. Momenti concitati ieri sera in campo Santa Margherita a Venezia, dove un uomo di origine nordafricana si è gettato in canale tentando di scappare ad un controllo di polizia nonostante non sapesse nuotare. Un agente della squadra volanti della questura si è subito tuffato in acqua riuscendo a raggiungerlo e a salvarlo. L'intervento tempestivo dunque ha evitato conseguenze potenzialmente gravi. L'uomo, una volta riportato a riva, è stato fermato e trattenuto per gli accertamenti. Ha trascorso la notte in cella, stamattina è comparso davanti ai giudici per fornire spiegazioni sulla sua condotta e sulla sua tentata fuga. Le sue condizioni sono risultate stabili. Tolleranza zero, lo ha ribadito il sindaco di Venezia Simone Venturini nel congratularsi con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale all'indomani del blitz in 14 locazioni turistiche in città. Ringraziare la Polizia Locale della Guardia di Finanza per l'operazione che ha reso possibile individuare e sanzionare una importante fetta di appartamenti turistici che non erano in regola. Per la precisione, 12 delle 14 attività controllate e complessivamente sanzioni amministrative di oltre 26.000 euro. In un condominio di Cannareggio, 4 appartamenti formalmente locazioni turistiche in realtà non erano altro che la dépendance di un albergo poco distante. Nello stesso stabile è stata anche individuata una locazione turistica sconosciuta all'anagrafe, il cui intestatario risultava deceduto da circa 2 anni. In altre zone sono state individuate altre 5 locazioni turistiche senza il codice identificativo obbligatorio. L'abusivismo è una piaga per la nostra città e la lotta all'abusivismo è una nostra priorità. Lavoreremo quindi moltissimo in questo fronte. Ho chiesto fin dal primo giorno alla Polizia Locale, agli uffici del Comune di Venezia di lavorare su questo settore. C'è un portale per le segnalazioni che vi invito a utilizzare e sicuramente lavoreremo per combattere questo fenomeno, perché fa un danno d'immagine alla città, fa un danno d'immagine agli operatori che regolarmente in maniera legittima e trasparente svolgono la loro attività e poi inquina anche il mercato turistico. Quindi 3 fattori a cui aggiungiamo anche il tema della insicurezza. Non sapere chi risiede in certi luoghi, chi va a dormire in certi luoghi è anche un fattore di insicurezza. Quindi lotta dura a questo fenomeno, tolleranza zero. 2 giorni fa la festa della Repubblica, l'80° anniversario, ai Giardini del Quirinale a Roma, aperti in modo speciale in occasione appunto della ricorrenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha confermato ai nostri microfoni la sua visita a Venezia, all'isola di San Giorgio, rivolgendo un pensiero augurale al nuovo sindaco Simone Venturini. So che arriverà a Venezia tra poco. Cosa pensa del nuovo sindaco di Venezia? Dai Giardini del Quirinale a Roma, aperti in modo speciale alla cittadinanza in occasione della festa della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma ai nostri microfoni la sua imminente visita a Venezia nell'isola di San Giorgio e rivolge con l'occasione un pensiero augurale al neo sindaco della città, Simone Venturini. Io ho fatto gli auguri più grandi come ogni sindaco, ha detto il Capo dello Stato, rivelando così che c'è già stato un primo contatto tra i due in attesa dell'incontro ufficiale in città. Il Presidente ha ricevuto un primo dono della città, un leone d'argento, opera dell'artigiano orafo veneziano Meneghetti. Durante la visita, come da protocollo, ci sarà poi un secondo scambio di doni istituzionale. Comincia intanto a prendere forma il programma della visita del Capo dello Stato. Tra le novità c'è una possibile
visita alla Basilica Cattedrale di San Marco di Mattarella. Insieme al Re di Spagna e al Presidente della Repubblica Portoghese, Mattarella dovrebbe intervenire al simposio nel pomeriggio alle 17:30, salvo cambiamenti di scaletta. Ad accogliere il Presidente della Repubblica ci saranno il prefetto d'Alcoperros con il governatore del Veneto Roberto Stefani e il nuovo sindaco Simone Venturini e tutte le maggiori autorità istituzionali cittadini. A promuovere l'incontro è la Fondazione Cotec, nata oltre 30 anni fa in Spagna su iniziativa del re Juan Carlos I per promuovere la ricerca e l'innovazione. Nel 2001 è stata creata la Fondazione Italiana che ha come presidente onorario proprio il Capo dello Stato. Essa opera a livello europeo con le gemelle di Spagna e Portogallo. Insieme formano il network europeo. Al centro dell'attività delle fondazioni c'è l'attività di ricerca. C'è stato un presidio di protesta davanti alla sede dell'Ater di Venezia. I manifestanti hanno portato le loro richieste e anche decine di segnalazioni. E a portare la scatola che è stata fatta con le foto delle case abbandonate, degli scuri chiusi. Presidio di protesta davanti alla sede dell'Ater a Venezia. 1730 case sfitte, chiuse o abbandonate, solai che crollano, infiltrazioni, muffa, scale condominiali pericolanti, famiglie costrette a vivere nel disagio. I manifestanti hanno portato le loro richieste, oltre a decine di segnalazioni della mala gestione dell'ente, raccolte durante i volantinaggi delle ultime settimane. Poi l'incontro. L'Ater ci ha anche invitati a un tavolo a fare due parole insieme, in cui abbiamo presentato il plico delle segnalazioni, una parte delle segnalazioni che abbiamo raccolto e delle foto dell'abbandono di finestre chiuse, porte chiuse e crolli che avvengono all'interno dei quartieri. E abbiamo anche presentato il nostro progetto, la nostra volontà di costruire un progetto di autorecupero e di costruzione di delle possibilità a partire dal vuoto di Ater, a partire dalla possibilità, come noi abbiamo sempre fatto, di riaprire e a restaurare e rendere agibili delle case che altrimenti sarebbero destinate all'abbandono. La costruzione di questo progetto continuerà, andremo avanti, ci saranno degli appuntamenti pubblici di costruzione per chiunque volesse costruirlo insieme a noi e immaginare insieme come procedere i prossimi passi per il futuro di questa città. Primi giorni di lavoro per Alex Bazzaro, nuovo presidente della municipalità di Favaro Veneto. Sono a disposizione, dice, dei cittadini. Non voglio perdere tempo. Siamo partiti subito al lavoro grazie agli uffici, grazie a tutti i consiglieri neoeletti per prepararci al primo consiglio e per organizzare immediatamente il programma. Abbiamo tante cose da fare, l'amministrazione precedente ha lavorato molto bene, siamo pronti subito a ripartire col piede giusto con Simone Venturini sindaco e con tutta la squadra dei consiglieri. Forte del suo 63% di preferenze, Alex Bazzaro, neopresidente della municipalità di Favaro Veneto, si è già messo al lavoro. Lo abbiamo detto, lo abbiamo promesso e lo manterremo. Il primo punto focale per il nostro programma è quello di ridare alla municipalità di Favaro un impianto natatorio pubblico. La nuova piscina di Favaro è nel programma e sarà al centro dei nostri lavori. E poi ovviamente il rispetto degli abitati di Tessera ed Ese con la straordinaria opera del Bosco dello Sport, che però richiede grande attenzione per il traffico e la qualità della vita dei nostri concittadini. Bazzaro, 39 anni, nato e cresciuto a Favaro, è a totale disposizione della cittadinanza per agire sulle problematiche da affrontare. La municipalità ha un ruolo fondamentale, sono il primo punto d'ascolto per i cittadini, sono il luogo dove i nostri concittadini si recano quando hanno un problema e quindi il nostro compito è quello di ascoltare, essere l'orecchio del territorio e poi riportare in consiglio comunale, al assessore e al sindaco le istanze della nostra municipalità, ed è quello che faremo ogni giorno per i prossimi 5 anni. E mentre a Favaro la macchina si è già messa in moto, cresce l'attesa per conoscere quali saranno le decisioni che prenderà il sindaco Venturini per creare la sua nuova giunta. La massima fiducia in Simone Venturini come sindaco, ha avuto un risultato straordinario, una vittoria che ha fatto a mio avviso la storia di questa città, e quindi sono sicuro che il centrodestra, che da 11 anni ben governa Venezia, continuerà con una squadra, come ha detto il sindaco, fatta di competenze e consenso territoriale. Su questo abbiamo la massima fiducia in lui e sapremo di avere donne e uomini estremamente competenti pronti a lavorare insieme dal giorno 1. Il sindaco di Venezia ha firmato un'ordinanza a tutela della sicurezza urbana in occasione del 105 Summer Festival in programma domani a Parco San Giuliano a Mestre. La misura principale riguarda il consumo di alcolici. Da mezzogiorno di domani alle 3 di sabato mattina dentro il parco sarà vietato introdurre bevande in bottiglie di vetro, latine chiuse, bottiglie di plastica tappate, borracce, termos o simili. Vietata anche la somministrazione e la vendita di superalcolici e bevande alcoliche. Oltre a questo è vietato avere
avere con sé spray al peperoncino o simili. Infine, per contrastare il bagarinaggio, da mezzanotte e 5 minuti alle 22 di tutta la giornata di venerdì è vietata ogni attività di compravendita biglietti al di fuori dei canali autorizzati entro il raggio di 1 chilometro dal perimetro del parco e nei parcheggi. La mamma di San Carlo Acutis è arrivata a Venezia per portare la sua testimonianza, un incontro molto partecipato e seguito, ed ecco la nostra intervista esclusiva che racconta la giornata trascorsa in laguna. Parenti veneti che vivono vicino Verona, Legnago, quindi è un luogo speciale, Venezia, e mi faceva proprio piacere venire qui anche a salutare queste suore che vivono la spiritualità che viveva Carlo, l'Eucaristia al centro, e quindi è un luogo veramente speciale. Assolutamente io mi sento come tutte le mamme perché ogni figlio è speciale. Però è una responsabilità perché Carlo è pregato in tutto il mondo, ha fatto una mostra sui miracoli eucaristici che sta girando tutti i continenti, migliaia e migliaia di parrocchie, e sta riportando, grazie a questi segni che Dio ha dato, ecco, sull'Eucaristia, per mostrare la sua reale presenza, sta riportando tante persone in chiesa, alla fede, e quindi veramente per me è una responsabilità. Io dico sempre, sono diventata la segretaria di mio figlio. Ha trascorso un'intensa giornata a Venezia Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis, elevato alla gloria degli altari come santo dei giovani, prima da Papa Francesco e poi da Papa Leone XIV. Tanti incontri e una testimonianza diretta della sua persona. Antonia, ospitata dall'amico Francesco Giorgianni al Lido di Venezia, ha partecipato alla messa delle Suore Bianche di Clausura, ordine monastico presente da oltre 100 anni nell'isola, e poi ha preso parte alla recita del Santo Rosario nella chiesa di Sant'Antonio in occasione della tredicina del Santo da Padova, portando qui la sua testimonianza. La spiritualità di Carlo, che è un modello di oggi e soprattutto che si può seguire, perché la sua vita ordinaria, che è un po' comune a tutti noi, ha vissuto quello che stiamo vivendo anche noi, però è diventata straordinaria perché ha messo Cristo al centro della sua vita. Ecco. E sicuramente è una testimonianza che può incoraggiare, perché la santità è una chiamata per tutti, non solo per Carlo, Padre Pio o i santi in generale, ma tutti siamo chiamati a essere santi perché siamo unici e irripetibili. Certamente dobbiamo sempre confidare in Dio e dobbiamo capire che questa vita, diceva Carlo, ogni minuto che passa è un minuto in meno che abbiamo per santificarci, e la vita eterna esiste Dio, esiste questa vita che ci chiama a delle grandi, e bisogna veramente sempre confidare in Lui, non avere paura di niente. Dio ci chiama a fare sempre il bene e questo deve essere veramente la stella e il motivo che ci illumina nel nostro cammino, sempre. L'ospedale dell'Angelo di Mestre mantiene la certificazione amico delle bambine e dei bambini. Le sue buone pratiche diventano un modello anche per altre strutture. Siamo l'unico ospedale hub a aver riottenuto questa importante certificazione, che significa veramente per noi un'attenzione particolare alla mamma, al bambino, alle prime fasi della vita, ma anche tutta la parte della preparazione, l'importante allattamento. Insomma, un lavoro incredibile che ha visto tutti gli operatori coinvolti portare il proprio contributo affinché l'ospedale dell'Angelo riottenesse appunto questo importante contributo. L'ospedale dell'Angelo di Mestre si riconferma così l'unico ospedale hub del Veneto certificato da Unicef Italia come ospedale amico delle bambine e dei bambini, un riconoscimento che premia la qualità dell'assistenza offerta a mamme, neonati e famiglie e che fa delle pratiche adottate a Mestre un modello di riferimento per le altre strutture aderenti all'iniziativa internazionale promossa da Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità. La riconferma è arrivata al termine di una rivalutazione che ha coinvolto personale sanitario, madri e donne in gravidanza, con sopralluoghi e verifiche sulle attività dell'ospedale. Tra gli aspetti maggiormente apprezzati, il contatto pelle a pelle subito dopo il parto, il supporto all'allattamento, l'accompagnamento alla genitorialità e la collaborazione tra le diverse figure professionali. È un progetto che continua, nasce dall'obiettivo di dare alle mamme, ai bambini, alle bambine, ma in realtà anche ai papà, alle famiglie, un ospedale che possa supportarli nello stare con i loro bambini e offrire sicuramente l'allattamento, che è
quello che suona di più nel nome di questo progetto, ma che è un allattamento che è molto più ampio, una leva di sistema che porta alla relazione, che porta alla sicurezza, che porta al benessere materno, alla riduzione della depressione, a una crescita buona, alla riduzione dell'obesità, paradossalmente alla riduzione degli schermi, cioè è un qualche cosa che va molto più lontano. Il team di valutazione ha inoltre evidenziato l'impegno nella formazione del personale, l'utilizzo di strumenti formativi multilingue e l'organizzazione della terapia intensiva neonatale, che garantisce la presenza dei genitori senza limitazioni di orario. Un risultato che conferma l'eccellenza dell'area materno-infantile dell'ospedale Mestrino e il lavoro svolto a sostegno delle famiglie fin dalla nascita. Rinnovare vuol dire aver interiorizzato lo scopo del percorso e del progetto, vuol dire continuare a sostenere le famiglie e vuol dire dare delle informazioni univoche, tutte uguali, che consentiranno alle famiglie di vivere al meglio la loro esperienza di genitorialità. Parliamo ancora della Festa della Repubblica, un'edizione speciale è stata celebrata a Campo Nogara con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gramsci, che comprende 3 scuole primarie, quelle dell'infanzia e le medie. Le scolaresche sono entrate in piazza, ognuna con un colore della bandiera italiana, il bianco, il verde e il rosso, per poi posizionarsi e cimentarsi in vari canti che avevano come tema articoli della Costituzione e naturalmente l'inno di Mameli. Un momento speciale alla presenza di sindaco e vice sindaco di Campo Nogara, Fusato e Vanin, poi proseguito con la lettura degli articoli della nostra Costituzione. Era l'ultima notizia per questa edizione, dopo la sigla come sempre le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.